studiamo beni culturali in Sardegna, facciamo parte dell'associazione culturale, oltre ad occuparci di beni archeologici. Ci interessa studiare e conoscere le maschere. Noi facciamo articoli, creiamo articoli pubblicazioni su quelle che sono i carnevali tradizionali in Sardegna. Ecco perché vedendo la maschera vorremmo farvi vedere uguale. Innanzitutto, la maschera, quando esce questa che cosa festeggia? La maschera più che altro nelle nostre zone esce il 5 dicembre, accompagna San Nicolò. San Nicolò di nuovo porta i bambini bravi i sacchetti rossi con dei dolcetti, e invece noi ci pensiamo ai bambini che durante l'anno non erano tanto bravi. Che non erano tanto bravi. Come si compone la maschera? Di che cosa è fatta? Cioè, Il fiato legno ok, e le corna di diverse bestie. quindi sono corna vere queste. Sì e no, c'è qualcuno che le perfetto. porta vere, ma è anche un discorso di peso più che altro. Che legno è questo? Il legno è di pineta, ma è intero. È resinoso, lo fate seccare, lo lasciate asciugare. Diciamo che sulle nostre parti c'è chi si è specializzato a farle, non le facciamo noi. Ci andiamo, il nostro è Contano, che è dell'Austria, e li compriamo là, li ordiniamo, li facciamo vedere le foto, simili come li vogliamo, li ordiniamo e poi lui ce li... E il resto dell'abito come viene fatto? Ah, là pure, tante cose diverse. Come vedi qua, io ho il cinghiale, Infatti il cinghiale, invece... montone quello, montone, pecora. Sì, pecora. No. Ah, capra. Capra? Quello suo Ma la capra. conciate voi, la conciate? O lo fate da altre parti? Lo fate... Esatto. Andiamo di nuovo in Austria, dove sono ancora più bravi, e li facciamo fare là. Lo stesso la parte bassa, i gambali, quelli che vanno vicino ai piedi. Sì, tutto, cioè sono 3 pezzi. Il mio ora è a 3 pezzi, invece quello suo è uno intero. Ah, un unico pezzo, perfetto. Come mai le campane? Fa un po' rumore che Solo per fare rumore o anche per spaventare i bambini. Ok, quindi mi hai detto uscite il 5 di dicembre. Che cosa fate? Qual è il rituale? Il rituale è sempre quello di andare a trovare i bambini che non erano bravi durante l'anno, che non studiavano a scuola specialmente. E quindi farli spaventare, come li fate spaventare? E poi cosa succede? Niente. Arriva qualcuno, arriva San Nicola. Sì, noi dal lato nostro, lui ci accompagna. Poi noi per il periodo ci allontaniamo perché lui poi consegna i sacchi di cose Ok? e dopodiché abbiamo di noi il So di carni, preparate anche di carne, studiate di carne. ci sono ormai da una decina o anche più anni, ci sono diversi sfilati nella nostra zona, poi saranno sempre da 25 a 50 gruppi che sfilano e poi pescano, che inizia già verso la metà di novembre e va fino a metà di dicembre. Con la moto, vedendo anche sul nostro, cioè siamo su Facebook, volendo, ci sono delle video dove ci potete seguire, guardare cosa che facciamo. Ho visto che sono tanti animali. Quali tipi di animali avete? C'è la capra, il cinghiale, poi ci sono altri animali. Volpe? No, martora? No. Castoro. È un animale, Vicino. è un animale che vive vicino al mare. Il castoro. Fa le dighe Sì, con il legno. Sì, sì, il castoro.
quando indossate la maschera e fate il vostro rituale, parlate, Non è che si sente, ecco, non è che si sente tanto e nemmeno si vede tanto, perché questo qua è l'unico, cioè questo è l'unico l'occhio. spazio d'aria. No, l'aria magari no, perché c'è la bocca e il naso aperto, però vediamo poco e niente, cioè vediamo in avanti ma tutto di lato non si vede per niente, è un po' pericoloso. Il resto, tipo la barba, i capelli, sono sempre crini animali, sono pecore, cazzo.